pronti a parlare di una bella idea, non di una pazza idea, che riguarda il MARTA, il Museo Archeologico di Taranto, che celebra l'8 marzo con un focus sulle donne vittime di guerra e migranti, e di tutte le altre iniziative in programma al MARTA di Taranto. Ne parliamo con la direttrice Stella Falzone, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano, e grazie sempre per l'attenzione nei confronti del nostro museo. No, grazie a voi per le belle iniziative che fate, che meritano spazio. Se fossero delle cose terribili non le guarderemmo. Lo dico proprio con estrema questo ci conforta. Lo dico con estrema onestà, direttrice. Bene, grazie. Quindi è davvero molto interessante. E appunto, partendo da tutto quello che è interessante, la prima data, l'8 marzo, questa scelta di musica tra migrazioni, donne dell'antichità e vittime di guerra, una scelta diciamo quanto mai attuale per raccontare come in qualche modo la storia dovrebbe essere maestra di vita, ma talvolta ce lo dimentichiamo. Ha ragione, è proprio questo il senso di un museo archeologico che vuole dialogare ed entrare con i temi del presente, perché se no, diciamo, questo passato tra virgolette non ci servirebbe a nulla, e invece noi dobbiamo valorizzare le nostre radici, il nostro passato, e cercare di costruire un futuro sempre migliore, sempre, devo dire, in pace, e ci siamo sentiti di interpretare anche con la nostra programmazione quello che è il sentimento di tutti in questo momento, anche di sbigottimento, di paura, di sospensione. E l'8 marzo è una data importante, è la festa internazionale della donna, e noi nei musei italiani concediamo la gratuità, perché deve essere un momento nel quale tutte le donne, oltre ogni giorno, diciamo così, possono scoprire l'importanza del museo. Allora abbiamo saldato la visita al museo con il concerto. Noi l'8 marzo avremo uno dei concerti all'interno della rassegna delle matinee, che abbiamo appunto un concerto a mese organizzato con l'orchestra della Magna Grecia, e questa domenica, appunto l'8 marzo, avremo un bellissimo concerto, un'opera di Francesco Buzzurro, che è un grande compositore, oltre che un virtuoso della chitarra, che appunto ci racconterà il tema dei migranti, quindi con uno spettacolo che si chiama Migrantes. Mi pare di ricordare, direttrice, mi corregga se sbaglio, che tra le varie iniziative in programma quel giorno ci sono anche per esempio delle visite guidate sulle figure femminili dell'antichità. Esattamente. Allora noi diciamo il tema femminile quindi viene declinato in vario modo. Insieme al concerto noi abbiniamo sempre una visita dedicata al museo, e quindi sarà sulle figure femminili di Taranto, della Taranto di età ellenistica, del periodo della grande ricchezza, della grande opulenza di Taranto. Ma durante la giornata poi avremo anche delle altre visite guidate che sono organizzate dal concessionario, dalla società, diciamo, che ci aiuta a gestire il museo. Questo per dire che il tema della donna può essere visto e letto attraverso 1000 lenti, ma noi ci sentiamo di essere, appunto, nonostante un museo archeologico, assolutamente contemporanei con i temi del presente. Un'ultima, tutto questo è acquistabile tramite ticket online, direttrice? Allora il biglietto del concerto è acquistabile o su piattaforma ticket online, quindi Ticket One, scusatemi, oppure direttamente nella sede dell'orchestra della Magna Grecia, che credo, se non ricordo male, a via Giovinazzi 28, adesso il civico non me lo ricordo, 28 però insomma si può acquistare, e quindi l'acquisto del biglietto del concerto, che è di 10 euro, un costo di 10 euro, comprende anche questa visita tematica al museo. Ne approfitto, direttrice, per farle una domanda così. In questi primi mesi dell'anno il numero di visite com'è andato? Allora, il numero di visite è andato molto bene, devo dire che è andato molto bene. Allora, ovviamente ogni volta nelle prime domeniche del mese noi abbiamo una grandissima affluenza, e questo è anche, diciamo, è un momento in cui anche i più timidi, diciamo così, si affacciano un po'. Sicuramente la gratuità aiuta in questo senso, però devo dire che abbiamo avuto grandissimi numeri anche nelle altre, diciamo, negli altri periodi, nelle altre giornate, e contiamo di essere in crescita. Adesso
resto aspettiamo le scuole, aspettiamo la città che si risveglia dopo questo inverno un po' piovoso, un po' ventoso, e quindi vi aspettiamo con la primavera, con tutte le iniziative che faremo a breve. Insomma, approfitto per dire, insomma, non spoilerò niente, come si dice, però a breve. Spoileri pure, non posso, ancora non posso, ma allora, insomma, diciamo, avremo una mostra, a breve inaugureremo a brevissimo una mostra, vi faremo sapere, quindi entro il mese di marzo avremo una bellissima mostra al museo a cui stiamo lavorando. Ma come si fa? Si incrociano le dita e fino a che non è tutto quasi pronto non si dice niente. Sì, però non ci può lasciare così, direttrice. No, mi prendo l'impegno di dirvelo appena sarà per accadere. Facciamo un nodo al fazzoletto e ce lo ricorderemo, assolutamente. Sì, tenetevi pronti intorno al 19 marzo, vi dico, vi do una data. Bene, ma tanto la disturbiamo talmente tante volte che insomma finiremo. Sì, io sono contentissima. Grazie dottoressa, vi ringrazio, grazie davvero. Grazie e buona giornata a tutti. Buon lavoro a lei.